situazione nostra del Cassini, ha detto che chiamerà Angelini e che farà un comunicato stampa per sostenerci e così domani potremo utilizzare la lavagna protestare contro i tagli all'istruzione pubblica e contro il decreto Gelmini. Questa deve essere una protesta culturale, intelligente e partita. Stiamo leggendo un discorso che nonostante sia stato detto nel 1950 da Calamandrei è ancora molto attuale, molto importante. Ascoltatelo con attenzione. Non ha cambiato un cazzo, pensa! Il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza, non vuole fare la marcia su Roma e trasformare il allontanamento prima. Quanto devo passare? Allora, cosa fare per il padronamento delle scuole per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? E forse che le scuole di Stato hanno il difetto di essere parziali, con una certa resistenza. Quelle scuole esistenti per i nostri fascismo centrali. Allora il partito dominante sia un'altra strada, e se sono ipotesi teorica, intendiamoci. Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, a impoverirle,
Il preside ha confermato quello che aveva detto ieri, ovvero che se volevamo fare qualcosa al pomeriggio anche durante la notte potevamo farlo. Vabbè, poi dopo vi verrà riferito, ragazzi. Allora, il preside ha detto, ha riconfermato quello che aveva detto ieri, ovvero che se volevamo fare delle attività al pomeriggio di studio permanente, di quello che volevamo fare, e anche di notte. Allora mi fai parlare, scusa. Quindi ora la situazione è degenerata, la protesta che volevamo fare ieri è una protesta seria, l'ha votata la maggioranza, ora si sono inserite persone che nel casino fanno parte di niente, io e quelli che ieri, molta parte di chi ha organizzato se ne lava le mani, ormai chi vuole gestirla se la gestisce, se vuole gestire Rifondazione Comunista la gestisca. Grazie, ciao. Prego. Prego.